Samuel gli disse a Saul: il Signore mi ha mandato me a oggi tire parzore dal suo popolo Israele. Ascolta allora ciò che disse il Signore. Il Signore descrive al discussi: ho sono risoluto di fare paidì a Amalek ciò che gli ha fatto a Israele taglianti la strada quando saltava fuori dall'Egitto. Come chiapiti su e peste Amalek, avodando a svindrimento con tutte le sue robe. Non stava nessuna remissione di sorte con lui, ma c'è uomini e femmine, frutti e anche che di tette, bus e pioris, camelli e mus. Saul acclamò ogni il popolo e lo passò in rivista a Telaim, 200.000 pid e 10.000 di Giuda. Saul all'indenando fin alla città di Amalek e al tin della gaffet al Foram. Disse al Saul ai Keniz: Lait di separarsi dai Amaleciz, che non sfinissi a messer di loro, perché vuatris o vestialati di bonvoli tutti gli israeliti, quando saltavano fuori dall'Egitto. E i Keniz si dividerono dai Amaleciz. Saul al batté Amaleciz, scominciando a ville Iuiu in direzione di Sur, a evade dall'Egitto. Al chiappavi Agag, re dai Amaleciz, e al passare tutto il popolo a fil di spade per mettere in pratica il svindrimento. Saul e i suoi soldati, però, sparagnare a Agag e i migliori stocks dal bestiame minuto e grande. Vadi tutti gli bestie più ben pegolati e gli agnei. Tutte parole, duce cagliere di miglior che non volevano affatto destinare allo svindrimento. Il bestiame più scarto e che non valeva troppo, che sì che lo vodarono a svindrimento. Allora il Signore gli fece velare Samuel così: mi pentis di aver mettuto re Saul, perché si è divoltato di me e non l'ha fatto grande che avevi ordinato. Samuel, displaciuto di cur, alberlà verso dal Signore tutta la marignota. Talindomani Samuel al partì per la inquinta a Saul. I contarin, Saul si inviava verso di Carmel per far su un colonnello di memoria, poi il partì più lontano e alle Judes bandis di Galgalè. Samuel arrivò di Saul e Saul gli disse: che il Signore ti benedissi, ho fatto duce che mi ha ordinato il Signore. Ma Samuel gli domandò: ci sono che sbutulamenti di pioris che arrivano a me sorelle e che smungulati ne mai cosint? E risponde Saul: ora i vin strafuiz ai Amaleciz, perché il popolo ha sparagnat il miglior dal bestiame minuto e grande, con che di offrire al Signore tu Dio in sacrifici. Il resto lo vin avodato a svindrimento. Allora Samuel gli vosà a Saul: bonde, lascia che ti conti ciò che il Signore mi ha fatto sapere ogni passate. Fevele, disse anche l'altri. E Samuel, per piccolo che tu ti sentissi dentro di te, non iadis tu muori sorrestando tribus di Israele? Il Signore ti ha ungiuto re sore di Israele, ti ha mandato a combattere e ti ha detto: va a voda svindrimento che intate gli Amaleciz, sta sotto finché non resta neanche un. Perché non hai ubbidito al Signore? Perché sei tu plombato sul Rafat e hai fatto ciò che displace al Signore? Saul gli risponde a Samuel: io gli ho ubbidito al Signore, ho sono pur lata a combattere là che mi ha mandato, e ho stressinato fuori Agag, re di Amalek, e ho destinato a svindrimento Amalek. Tarrafat, la inte a chiolce picciolce grande, il miglior cagliere bandit, per offrire al Signore tuo Dio a Galgale. Ma Samuel gli disse: il Signore ha al picce di olocausti e di uffiertis, compagni di ubbidienza a ciò che disse il Signore? Proprio così, l'ubbidienza è miglior dal sacrifici, e gli esimuniestris al val pui dal gras dei rocs. Un peccato di striamento, ve la ribellione, un delitto di terafim, ve la presunzione. Già che tu hai rifiutato la parola del Signore, Lui ti ha rifiutato te come re. Allora Saul gli disse a Samuel: ho peccato l'incontro dal comando al Signore e dai tuoi ordini,
perché hai avuto riguardo int e ho so là da ur di loro. Però ti prego, perdonami il mio peccato, torna con me, che puoi anch'io adorare il Signore. Ma Samuel rispose al Saul, non vignerai gran con te, già che tu has buttato di bande la parola del Signore, il Signore ti ha buttato di bande te, perché non tu sarai più il re di Israele. Biel che Samuel si voltava per la Sint, Saul lo chiappava loro de mantelline che si sbregà. Disse al Samuel, uè, il Signore ha sbregato via di te il ream di Israele, e gli ha dato quel dono di te, che le mie di te. Parati la gloria di Israele, non dis falsettas e non cambia idee, perché lui non è mica un uomo, di cambiare idee. Saul al tornare insisti, o hai peccato, ma stesso, ti prego, onorami denando agli anziani del mio popolo e denando Israele, e torna con me, che vegni a adorare il Signore tuo Dio. Samuel tornò da ora in compagnia di Saul, che adorava il Signore. Samuel al disse, venai qui a Agag, re degli Amalecizi. E Agag arrivò denando di lui triculante e disse, come è passato il marum de muart, disse al Samuel, come che la tua spada e ha fatto restare le femmine senza frutti, così fra le femmine tuo mari resterà senza suo figlio. E Samuel tagliò sgrasolare a Agag in presenza del Signore a Galgalè. Poi dopo Samuel al partì per Ramè, e Saul al tornò a chiesa a Gabai di Saul. Samuel non vide altri Saul fin tremai che morì. Veramente Samuel al vaive per Saul, ma il Signore si è arrepentito di averlo fatto re di Israele.